Oltre che moralmente, attraverso l'impiego e la disponibilità delle nostre competenze, saremo vicini alla città di Agrigento dal punto di vista finanziario, al fine di promuovere le iniziative legate all'evento di Capitale Italiana della Cultura 2025. Questo quanto annunciato dal presidente nazionale della CNA Dario Costantini durante il suo intervento in occasione dell'Assemblea territoriale della Confederazione, che si è celebrata nella Sala Zeus del Museo Archeologico Griffo, messo a disposizione dall'ente parco. Così come abbiamo fatto con la CNA degli altri territori che hanno l'onore e l'onere di rappresentare il Paese, ha precisato Costantini, anche per la città di Agrigento il sistema CNA darà il proprio contributo perché, ha tenuto a sottolineare il Presidente nazionale, va bene la poesia ma occorrono anche soldi per poter fare bene le cose e la CNA, un antipasto del suo concreto e generoso impegno, lo ha già servito nel corso del TTG di ottobre, accendendo i riflettori del mondo sulla città dei templi a seguito della prestigiosa proclamazione nell'ambito della Fiera di Rimini. Ha ricordato Dario Costantini, presidente nazionale, che nella sua 2 giorni di permanenza a territorio ha voluto visitare le aziende, abbiamo dato protagonismo alla città di Agrigento, tanti e significativi gli argomenti trattati nel corso della mattinata dal presidente Costantini, che si è detto orgoglioso di essere ad Agrigento per partecipare all'assemblea della CNA, che ha scelto come focus un tema di grande attualità, quello dell'intelligenza artificiale e dell'intelligenza artigianale, sviluppi, riflessi e regolamentazione, rivoluzione degli assetti socio-economici. È un processo ineludibile quello che ci accingiamo a vivere, ha evidenziato il presidente nazionale Costantini. Bisogna fare i conti con la tecnologia che avanza, destinata a cambiare la fisionomia di molti mestieri. La digitalizzazione è faticosa e costosa per le piccole imprese. Ecco perché questi passaggi richiedono dei finanziamenti per i quali le nostre associazioni sono chiamate a offrire assistenza e consulenza. Il segretario Claudio Spoto, insieme al presidente della CNA territoriale di Agrigento Di Natali, accoglie con soddisfazione l'annuncio del presidente nazionale Costantini in merito all'attenzione che CNA nazionale riserverà ad Agrigento, capitale della cultura. Lo ringraziamo per aver accettato l'invito a partecipare all'assemblea e aver lanciato forti messaggi chiari. Abbiamo voluto comprendere meglio, ha detto Di Natali, la portata di questa avanzata tecnologia in chiave cognitiva e gli effetti che la stessa produrrà sia in termini di rischi che di importanti opportunità rispetto alla gestione delle nostre attività imprenditoriali.